Sei pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo, una breve incertezza per Universo Jet mentre galoppa Duiteghen, al comando va bellamente attaccata al largo da Dayton, numero 3, che con gran manovra passa a condurre, si squalificato. presenta all'esterno così Universo Jet che sfila a condurre. Così una partenza un po' non attesa con Dayton che è andato al comando dal 6, ha lasciato ovviamente sfilare il compagno di allenamento Universo Jet. Bellamente all'esterno, che ha spostato alla terza posizione, prova ad andare in avanti. In corda rimane Barolo Griff che precede Barnaba Baba, poi Diana Pitz, ancora Briccone Bello che precede Crystal Dancer e Juanito Goberna. 600 in 47,2 per Universo Jet. Bellamente allo scoperto in corda Dayton, poi sempre Barolo Griff, si sistema in seconda posizione ora bellamente perché Dayton sembra far già fatica dopo 800 metri passati in 1:1,9. Universo Jet al comando nei confronti di bellamente Diana Pitz che ha spostato dalla corda e avanza su Dayton, cerca di andarsi a ricongiungere con i primi. 1:17,8 il primo chilometro e quindi la metà gara da parte di Universo Jet che precede bellamente Diana Pitz all'esterno, poi Briccone Bello che precede Crystal Dancer, una frazione in 14,8 davanti alle tribune, 1:32,6 in 1.200 di gara, con Diana Pitz che prosegue sul passo allo scoperto, cerca di portarsi su Universo Jet, in corda sempre bellamente alle spalle del leader, Crystal Dancer in terza pariglia a precedere Juanito Goberna. 14,9 la curva di destra, 500 alla conclusione, scatta in terza corsia Crystal Dancer che prova ad andare sulla testa della corsa, Universo Jet che passa il miglio in 2:1,5, Diana Pitz allo scoperto, Crystal Dancer che arriva, in corda rimane sempre bellamente, poi Juanito Goberna che cerca di venire a fare l'arrivo quando siamo ormai all'ingresso dell'addirittura d'arrivo ed è in vantaggio Universo Jet, bellamente nella sua scia, Crystal Dancer all'esterno, Universo in vantaggio nei confronti di bellamente di dentro e Crystal Dancer all'esterno, Universo Jet in vantaggio, ci prova bellamente ma Universo Jet controlla fino in fondo tutti i tentativi di bellamente, al terzo finisce Crystal Dancer. 29,3 ad arrivare, 1:15,8 il ragguaglio cronometrico per il successo di Matteo Zaccherini in salchi ad Universo Jet. Gennaro Casolari al training, colori ovviamente della Limitless del gentleman bolognese, vince l'11 anni inossidabile da Naglo e Sovrana Jet, al secondo finisce bellamente, al terzo Crystal Dancer, in numeri 5, 1, 11 l'ordine d'arrivo probabile della quinta corsa dal Savio di Cesena.